La situazione continua ad evolversi di ora in ora, ma una cosa è certa, non potranno essere garantite molte corse. Attualmente sono 59 gli autisti che domani non si presenteranno in servizio, non hanno il Green Pass e non si sono sottoposti al tampone. Delle 3.500 corse al giorno non potranno esserne garantite 548. Questo nonostante, sottolinea il presidente della MOM Giacomo Colladone, siano stati coinvolti nella riorganizzazione tutti i dipendenti in possesso delle autorizzazioni per la guida del bus. Diciamo che per quanto riguarda i servizi scolastici che noi abbiamo in 14 comuni, abbiamo provveduto alla completa tranquillità e quindi abbiamo tutti gli operatori in esercizio. Per quanto riguarda le scuole in ambito urbano sarà garantito circa il 95% totale delle corse, diversa la situazione per le extraurbane. Avremo delle corse che io chiamo non garantite, che noi provvederemo già da oggi alle ore 14 a inserire nel sito della nostra società le corse che sono in pericolo. Non solo, la novità arriva anche per quanto riguarda le domeniche. Domani abbiamo l'incontro con l'ente di governo e una delle proposte che faremo è quella di interrompere il servizio festivo, ma non da domenica questa, dalla prossima domenica, perché questo ci permette di avere nei periodi feriali maggiori turni di servizio e quindi più personale disponibile. Una situazione a dir poco difficile. La MOM intanto ha pensato ad un'iniziativa, un bus itinerante che si fermi nelle principali città. Noi gireremo un giorno sì, un giorno no, Treviso, Vittorio Veneto, Montebelluna, Castelfranco, quindi nelle aree più importanti, per permettere agli autisti che non sono vaccinati di farsi il tampone. La mia speranza, termina a Colladon, è che nei prossimi giorni la situazione migliori. Per ora l'invito ai cittadini è quello di consultare tutti i siti della MOM per aggiornarsi sulle corse che verranno cancellate.